Benvenuti a Casa Veneto, terzo giorno di questi mondiali, secondo teorico di gare, 3 dalla cerimonia d'apertura e anche oggi non abbiamo avuto modo di vedere gli sciatori e le sciatrici scendere. Una coltre di nebbia, come abbiamo visto nel diario dei mondiali che abbiamo scelto di utilizzare come copertina di questi nostri appuntamenti streaming, ha impedito il corretto svolgimento del Super G. Inizialmente spostata più in basso la partenza, ritardata alle 2:30, è stata poi definitivamente spostata per evitare di mettere a rischio l'incolumità delle atlete e soprattutto anche per conservare lo spettacolo che l'Olimpia delle Tofane merita probabilmente di vedere dall'alto. Facciamo subito un passaggio, diciamo, più istituzionale sulle nuove date. Domani è cancellata anche la combinata maschile. Si ripartirà da giovedì con un super giovedì gigantesco perché avremo i due super G, quello femminile e quello maschile. Al momento in agenda alle 10:45 il femminile e alle 13 il maschile. Proseguiremo venerdì, venerdì col doppia prova di discesa maschile e femminile, sabato la discesa delle donne, la seconda discesa di prova dei maschi e domenica si farà la discesa maschile. La combinata che era prevista domani si recupererà lunedì insieme alla combinata femminile di ieri in un giorno che vedrà 4 manche nell'arco di poche ore e metterà a dura prova le coronarie di tutti quanti. Oggi ho un ospite qua, un ospite graditissimo, Lorenzo Pinciroli, performer, artista, portatore sano di baffi, speaker, più che altro un amico. Benvenuto. Grazie a te di avermi invitato. I baffi sono sotto la mascherina, che non è proprio mustache friendly, però comunque ci sono. Sì, io mentre tu raccontavi del cambiamento di programma, stavo già figurandomi questa cosa del rest day di lunedì che è diventato the longest day ever. Della vita proprio. Pazzesco. Vedremo, sarà un bel challenge anche dal punto di vista organizzativo, sicuramente ci sono tutti i mezzi per gestirla, ma sarà un racconto che torneremo a chiederti per capire come è stato gestito quel Monday che ci aspetta. Molto da qui a quel Monday, però io partirei facendo un passettino indietro, cioè averti qua è un privilegio perché sono poche le persone, sì, non solo perché sei un grande, come direbbero a Milano, È troppo gentile. ma anche perché sei una delle poche persone che ha accesso alle piste, che ha proprio modo di vedere com'è il clima e quello che è successo, quindi ti chiederei di portarci con la mente, con la memoria, quello che è successo oggi e al clima che c'è su. Guarda, è tutta la stagione che sottolineiamo in Coppa del Mondo il grande privilegio che abbiamo, e ne abbiamo parlato anche molto a livello proprio vocale noi, visto che poi spesso parliamo allo staff, a quei pochi ospiti legati a istituzioni, a sponsor o banalmente legati proprio al funzionamento della gara. Credo che sia una stagione speciale, molto speciale per tutti noi, e che per certi versi ci ha fatto anche interiorizzare di più quanto siamo fortunati a fare questo lavoro, perché noi certe volte ovattati dalle decine di migliaia di persone, concentrati su tutto quello che accade, ci dimentichiamo, banalmente parlando, di essere di fronte a uno spettacolo incredibile, ai migliori atleti del mondo, già in Coppa del Mondo, qua dove sono rappresentati 71 nazioni con tutto il meglio in un unico evento, è proprio una cosa che ci mette in una posizione incredibile. Tra l'altro noi, la nostra postazione dell'Entertainment Squad è proprio in cima a tutte le postazioni, quindi abbiamo una visione pressoché perfetta per gran parte dell'Olimpia. Vediamo anche un pezzo della Vertigine, una postazione mozzafiato dove veramente manca solamente la presenza del pubblico. Il mood era eccezionale perché questo già ritardo della partenza dopo il rinvio della combinata donne aveva fatto salire l'eccitazione. Oggi abbiamo detto, oggi si fa, cioè siamo arrivati veramente anche con i protocolli, con le frasi, col build up dell'intrattenimento, al momento in cui abbiamo visto affacciarsi Marta e poi dopo no. Patatrac. Ho detto non è possibile. Quindi un tema interessante. Io avrei una scaletta, ma anche in onore delle tue origini vado proprio di freestyle, perché Ok. da quello che mi hai detto mi vengono milioni di domande.
La prima, se ho capito, tu dici tolto l'ovattamento di migliaia di persone che comunque mettono una pressione anche dal punto di vista entertainment, del racconto, della narrativa, all'improvviso, boom, mi accorgo del cavolo di qualità degli atleti che ho davanti, che è uno spettacolo di per sé. Quindi mi chiedo, ti cambia in questa stagione, in queste condizioni, lo spettacolo per te dal punto di vista sportivo? Cos'è che apprezzi di più? Allora, cambia per me e cambia anche, cioè per noi la percezione è completamente diversa, nel senso che noi siamo lì, siamo spettatori, ma comunque dobbiamo narrare, ma in un modo che non avrebbe senso fare nel modo classico. Chiaro? Infatti abbiamo dialogato molto con Fondazione qua, con i vari comitati locali nelle tappe anche di Coppa del Mondo, per capire che taglio dare alla nostra presenza, che è stata fortemente voluta da tutti, perché comunque dobbiamo ricordarci che presenti in loco ci sono in una tappa di Coppa del Mondo 400-500 persone, in un mondiale un migliaio almeno, lì proprio nell'area Fisicamente. che percepisce il nostro suono. Quindi la musica e la voce sono entrate nell'abitudine anche del mondo del circo bianco, un po' come la pista, un po' come la tracciatura. Quindi per gli atleti, per tutti, non sentire la voce degli speaker, non sentire la musica che pompa la partenza, è una cosa che destabilizza parecchio. Quindi dall'altro lato si è tutti consapevoli di quello che non c'è, e questo ci permette un po' di più di giocare direttamente con gli atleti. Cioè alla fine siamo tutti arrivati al punto, anche dopo un po' di test, che la cosa migliore è parlare all'atleta, cioè abbracciarlo virtualmente al suo arrivo. È una cosa che si fa già, no? Sai, bravissimo Jacopo, sei arrivato oggi, miglior risultato di carriera. Però la fai un po' meno, poi l'atleta è anche immerso dal pubblico, quindi Certo, dallo reagisce a scroscio, quello, chiaro. quindi in questo caso lui sente chiaramente, quindi stiamo molto più attenti al loro risultato, al loro timing, a quelle sfumature che gli possono rendere più bello quel traguardo, che non è la vittoria, cioè questo è un mondiale, questo è un sogno per molti atleti, soprattutto di alcune nazioni, è un sogno essere, cioè, sullo shoes, capito? Certo. Essere su una pista nuova come la Vertigine, cioè una cosa che sognano da una vita, e sarebbe un peccato per tutti. Io ho intanto la pelle d'oca costante mentre Certo. racconto, e sarebbe un peccato per tutti che non fosse un momento memorabile, e non deve essere una memoria negativa, deve essere una memoria super super bella che loro si portano dietro per tutta la vita. No, è un tema molto, molto figo, come direbbero i giovani, ma anche perché continua a gezzare, perché trovo che sia un tema estremamente interessante, quello che è la percezione dell'atleta. Tu sei stato atleta agli inizi, sei un performer oggi di più, senza offenderti, di più grande talento e livello di quanto non fossi a giocare, però capisci, questo ti dà la possibilità di sapere che alcune dinamiche dell'atleta sono dinamiche personali, no? E quando uno guarda da fuori chi fa il tuo mestiere, pensa alla responsabilità che hai nei confronti del pubblico, non si rende mai conto di quella che hai nei confronti dell'atleta, che è coccolarlo, sentirlo coinvolto, fare parte del suo processo poi creativo, che nel suo caso è un processo performativo. Da insider, verso chi ti è cambiata di più la percezione in queste condizioni? Cioè c'è qualche atleta che vedi essere più recettivo, chi meno, con chi lo fai con più naturalezza magari? Ma in realtà abbiamo notato in generale che è migliorato il rapporto con quelli che solitamente, purtroppo, per dinamica anche dell'intrattenimento, vengono un po' messi da parte. Cioè i pettorali alti, per forza di cose, purtroppo, ogni tanto in alcune gare non puoi conoscerli così approfonditamente, Chiaro. o non hai i tempi proprio tecnici, perché stai ancora dicendo questo è arrivato al tal record, o stai aizzando la folla, o stai cercando di tenere alta l'attenzione del pubblico per arrivare alla cerimonia, alla premiazione. In questo caso, non essendoci quella necessità da parte dell'evento, ci possiamo di più concentrare. Quindi anche l'ultimo, che in una dinamica normale sarebbe l'ultimo, perché purtroppo è uno sport, anche quello c'è, in questo caso chiaramente lui si meraviglia di più
Ma come? Stanno parlando di Una me, no? gratifica. Hai capito? Certo. Quindi, prima top 40. Sì, Certo. cioè, quindi vedi proprio la luce nei loro occhi. È chiaro che Christoffersen, Domme sono abituati a Chiaro. sentire lo speaker esaltato. Un po' meno se arriva a uno che magari non è abituato proprio a essere quasi coccolato. Mi aspetto molto anche qui, perché come dicevamo, ci sono atleti che non appartengono a quel gotha dal punto di vista della Coppa del Mondo, appartengono al gotha della loro nazione, ma magari non hanno avuto una piattaforma come questa. Credo che quando gli arriverà la frase si Sarà pelle sentiranno, d'oca. sì, sì, per tutti e due, perché poi alla fine... Sentendoti parlare del concetto di ultimi, mi è venuto in mente Frankie High Energy, gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. In questo caso direi che veramente è un unicum perché si può veramente fare un lavoro diverso. E sul tema di lavoro diverso, ovviamente è un approccio completamente cambiato rispetto a qualunque altra tappa del passato e cominci ad averne accumulate parecchie ed è un merito. La vostra entertainment squad in che cosa si è preparata in maniera diversa rispetto a prima? Quali sono le proposte creative? Perché sono talmente tante che anche per gli utenti bisogna imparare anche a muoversi dentro e come è cambiato preparare un evento senza pubblico ma comunque a livello più alto possibile. Allora, sicuramente abbiamo un team che è pazzesco e quello era già stato previsto alla base. Forse è stata una scelta che a posteriori ha già pagato, nel fatto che se tu crei un cast che sai che ha delle componenti di competenza, di flessibilità, di diversi ruoli che possono... è come quando componi una squadra, no? Il gioco di squadra in questo caso è molto importante. Se tu hai molte frecce al tuo arco, puoi giocarle nel momento giusto. E quindi quello è quello su cui ci siamo preparati, abbiamo cercato di lavorare sugli scenari diversi. Per esempio la presenza di Stefan Steinacher, che è una leggenda dal punto di vista vocale, cioè lui è la voce di Kids, cioè io posso fermarmi qui, Storia, posso andare avanti, ma Kids, cioè è sufficiente. è sufficiente. Conosce personalmente, perché poi in Austria, lo diciamo per chi ci ascolta magari non sa approfonditamente, in Austria lo sci è molto di più di quello che è il calcio per noi, quindi La religione laica, chiamiamola così. esatto, quindi lui è in contatto con molti atleti e il fatto di avere lui che può parlare nella loro lingua madre agli austriaci, agli svizzeri tedeschi, ai tedeschi, secondo noi era un grande valore aggiunto, un grande valore Senza aggiunto. dubbio. Ovviamente la parte italiana era importante, essendo in Italia, e abbiamo voluto aggiungere anche Mike Perani come terza voce che aiuta anche un po' in quelle situazioni come quella di oggi, dove abbiamo dovuto aspettare un'ora e mezza in più, Per l'interazione. perché c'è un'interazione in italiano, quindi di fatto hai un'interazione italiano-italiano tra me e lui, quindi quei siparietti, anche le battute, anche un po' la radio locale, nel senso che alla fine stai parlando per quelle 1.000 persone, Chiaro. quindi crei dei tormentoni, delle cose in italiano, e stessa cosa faccio io con Stefano in inglese, quindi io fungo un po' da raccordo e loro due poi hanno dei ruoli accessori. Tra l'altro con Mike stiamo sperimentando delle cose perché lui ci fa un po' da redazione, Ok. quindi aggiunge ancora di più il fatto che siamo iperconnessi e quindi possiamo attingere live a delle extra informazioni. L'altra cosa è il potenziamento di tutto quello che è social media, che è comunicazione, quindi tutti noi ci siamo sforzati di comunicare di più, la nostra presenza, l'occasione, fare un video in più, perché è l'unico modo di rendere partecipi quelli che sono a casa, anche un po' del backstage, un po' Sì, come sì. fai tu nel diario, no? Ma è anche un modo per gli utenti per capire qual è l'angolo che gli piace di più, perché con tante offerte l'utente capisce anche che modo di raccontare i mondiali gli piace di più e trova quello più adatto a lui per il suo gusto, no? Per cui è assolutamente apprezzabile. La scaletta a noi purtroppo ci è sempre stretta, però già premetto che ti rivorrò qua perché so che hai una valanga di storie. Te ne chiedo solo una ed è legata ai tuoi inizi, anche solo qualcosa di una suggestione, perché tu hai una vita piratesca, posso dire. Beh, piratesca mi mancava, solo tu potevi tirare Solo fuori. per riassumere, però mi piace molto il concetto di crearsi una professionalità, avere una visione. Ecco, se ci puoi raccontare come sei arrivato a dire io voglio il microfono in mano.
In realtà non l'ho mai detto, letteralmente mi è capitato, nel senso che quando ho iniziato con i Da Move a fare gli spettacoli, abbiamo capito che tu puoi comunicare tanto con i gesti, con le schiacciate, con un trick, con una cosa, però la voce può comunicare molto di più. Cioè, mica per niente un cantante, per esempio, ha un following pazzesco, perché quello che dice ha un peso rispetto a uno che magari fa teatro visivo, o un attore ha più peso rispetto a, non so, i performer che abbiamo visto nella cerimonia di apertura, perché arriva di più a tutti. Quindi abbiamo capito questa cosa e all'inizio a rotazione ci passavamo il microfono nei spettacoli, poi è arrivato dall'interno la cosa, sai, la selezione naturale, e gli altri hanno detto: Darwinismo puro. Lore, tu sembra che il pubblico si diverta di più, Reagisca. quindi vai avanti tu. E da lì è partita un po' in maniera spontanea. Poi è chiaro che quando capisci quanto è importante l'uso del microfono, l'uso della comunicazione, ci lavori su, se ti piace e se vedi che c'è un riscontro. Ci metti del tuo. Ci metti del tuo, ci ho messo parecchio, continuo a mettercene. La cosa più bella è che continui a imparare, perché da un dialogo con quello che stiamo facendo io e te, da altre persone, da eventi come questo, hai molto da imparare. Cioè adesso lavorare con Stefan, per dire, per me è come fare un master, Certo, capito? Cioè gratuito. lui è arrivato e lui stesso, e non me lo aspettavo, ha guardato alcune cose che faccio io nel prendere gli appunti e dice: ah, questo è interessante. Quindi c'è un raffronto continuo che solitamente è anche con il pubblico e la reazione. In questo caso è un po' diverso, però questa è un'altra sfida che dobbiamo, secondo me, tutti vincere assieme. E vinceremo, cioè se siamo qui la stiamo già vincendo. Contaminazione penso che sia la parola del millennio, e contaminazione culturale sicuramente tra queste, per cui mi rivedo molto in quello che dici. Noi qui infatti stiamo facendo comunque un misto di storytelling, proponiamo diciamo le storie non soltanto legate agli atleti, alle discipline, ma anche tutto quello che gravita intorno. E in quest'ottica, prima di lanciare il contributo, ti chiederei, tu che l'hai visto tante volte da pochi centimetri, abbiamo preparato un contributo con Alexis Pinturo, ci siamo seduti con lui, gli abbiamo chiesto di raccontarci la sua storia, quindi abbiamo poi preso uno storytelling, creato uno storytelling su quello che lui ci ha detto, dedicato. Tu che l'hai visto tante volte a poca distanza, che ricordo hai di lui, che immagine hai di lui? Guarda, l'immagine che ho di Venturo non è una, è il fatto che tu hai appena parlato di contaminazione. Ora, qui abbiamo i migliori specialisti del mondo, ok? E poi hai Pinturo, nel senso che lui è lo specialista in tutte le discipline in cui gli altri passano una vita per eccellere in una, e lui è in grado di eccellere in quasi tutte. Cioè l'ha dimostrato essendo il primo a vincere dopo che cioè, ha seguito le orme della Schifrin. Quindi la cosa che mi impressiona di più è proprio questa. Anche quando lo vedi sbagliare o lo vedi sciare che ti sembra che stia sbagliando qualcosa, perché è fuori dalla sua comfort zone gigantesca, alla fine arriva in fondo e il tempo gli dà sempre ragione. Cioè, quello che mi impressiona di più non è tanto quando vince, è il fatto che lui è sempre top 5, è sempre top 3. Consistenza. Arriva in fondo, guardi, dice: ma ha preso magari 60, poi vedi che arrivano tutti gli altri e prendono un secondo. Cioè, parliamo a livello di combinate di uno che, vado a memoria, 9 delle ultime 20 le ha vinte lui, 11 volte sul podio delle ultime 20 combinate. Chiaro. Pazzesco. Però in gigante, No, è sempre lì. cioè, la combinata non è, cioè, non c'è il gigante. No, Cioè, esatto. per capire, questa è la cosa che mi impressiona di più. L'ultima volta che l'abbiamo incoronato eravamo assieme, tra l'altro. Eravamo a Bormio, sì, infatti. Io ricordo che domani è la combinata maschile, ricordiamolo, è stata spostata a lunedì. Noi comunque oggi approfondiremo un po' il tema della combinata e cominciamo per l'appunto con la storia di Alexis Pinturo. A volte la sola cosa più dolorosa di allenarsi è non poterlo fare. Lo sport fa bene, lo sappiamo tutti. Fa bene alla mente e fa bene al corpo. Ma quando arrivi a farne un mestiere, un lavoro, prima o poi ne dovrai affrontare anche il rovescio della medaglia. Ed è un rovescio di cui da bambino di certo non ti hanno parlato.
Il professionismo ti costringe alla costante ricerca di un limite nuovo, da raggiungere. A volte la sola cosa più dolorosa di allenarsi è non poterlo fare. Lo sport fa bene, lo sappiamo tutti. Fa bene alla mente e fa bene al corpo. Ma quando arrivi a farne un mestiere, un lavoro, prima o poi ne dovrai affrontare anche il rovescio della medaglia. Ed è un rovescio di cui da bambino di certo non ti hanno parlato. Il professionismo ti costringe alla costante ricerca di un limite nuovo, da raggiungere con fatica, con sacrificio ogni giorno. Perché se non lo farai tu, lo faranno comunque tutti gli altri. E prima di rendertene conto, ti accorgerai che vanno più forte di te. Il paradosso del tempo che scorre al contrario. Le tue gare del passato raccontano di quanto vali, eppure allo stesso tempo non contano più nulla. Mentre il futuro invece è soltanto un'idea, eppure è già la sola cosa che conta. La competizione è spingersi oltre gli altri, ma soprattutto oltre il te stesso del giorno prima e oltre il te stesso della settimana prima. E poi quella prima ancora è sfibrante, è una lotta senza quartiere. Tutti gli sciatori sono costantemente in overtraining, tutti sotto un'enorme pressione mediatica e ambientale, e trovare il proprio equilibrio funzionale è la cosa più complicata in assoluto. È come un circolo, e quando ti trovi nell'occhio del ciclone è dura trovare il tempismo perfetto per fare un salto e uscirne fuori, a respirare un po' di aria fresca. Ci sono dei giorni in cui ti alzi con dei tali dolori sparpagliati in tutto il corpo che l'allenamento che ti aspetta appare come una sfida troppo grande. Qualcosa di cui, per un istante, non comprendi più la ragione, non ne capisci più i perché. Poi, dopo un attimo, ti ricordi che l'indomani, oppure il giorno dopo ancora, c'è una gara, perché c'è sempre una gara all'orizzonte. Una gara importante, una pista storica con in palio i punti che contano per la classifica. Classifica per la quale lavori da sempre, che assegna la coppa che hai sempre sognato vincere. Ecco che all'improvviso la prospettiva di rinunciare ad un singolo allenamento fa più male dei muscoli e delle articolazioni, che scricchiolavano da quando è suonata la sveglia. E quindi eccoci, la sola cosa più dolorosa di fare un allenamento è proprio il non poterlo fare. Lo sci è uno sport che vive di momenti, di istinti e di emozioni. E molto spesso la differenza tra il successo e l'insuccesso la fanno la lucidità dei tuoi pensieri e la forza della tua mente. Mi ricordo, per esempio, i mondiali di St. Moritz, che furono per me come una lunga apnea. 2 settimane vissute con la testa sotto l'acqua e con la sensazione di una mano sul capo che mi impediva a forza di uscirne. Nel corso dei mesi precedenti ero saltato da una pista all'altra, da un albergo all'altro, da un aereo all'altro, senza riuscire mai, ma proprio mai, a ritagliarmi del tempo per me, per la persona. Senza essere in grado veramente di prendermi cura di quello che circonda la mia professione. I grandi appuntamenti, come i mondiali e come le Olimpiadi, mi riempiono sempre il cuore di gratitudine. Percepisco proprio un piacere di esserci, la sensazione di farne parte. È un piacere semplice, diciamo puro. Il grande palcoscenico mi piace. Oggi ne riesco a trarre in egual misura divertimento e motivazione. Ma a quei mondiali lì, a St. Moritz, arrivai esausto. E faticai molto più del previsto a esprimere il mio sci. Quando vivi dentro al circuito è difficile capirlo, oppure vederlo. Ma il segreto dello sport è comprendere che lo sport non è mai soltanto sport, ma è un modo di pensare, un motivo di aggregazione, un punto sospeso nel tempo e nello spazio che attira tutti e tutto verso di sé.
Quando inizi a capirne il valore, ti senti parte di un grande gruppo di persone che sembrano quasi conoscere e condividere un segreto. Fare un'esperienza è bello, ma farla insieme è anche meglio. Il mio sport è lo sci, ma prima dello sci per me lo sport è stato semplicemente tutto, fin da quando ero piccolissimo. Sono stato un bambino attivo. Era impossibile riuscire a farmi stare fermo e saltavo come una trottola da una parte all'altra del paese. Che fosse quello di papà, in Francia, o che fosse quello di mamma su in Norvegia. Ho preso dei pezzetti di entrambe le culture e ne ho fatto una sintesi tutta mia. Ero sempre in cerca di una nuova disciplina, di una sfida sempre diversa, di un gruppo nuovo con il quale andare a giocare. Per questo, la lista delle mie esperienze passate è molto lunga e, ad essere sincero, anche piuttosto variegata. Prima ho giocato a tennis e a calcio. Ho praticato sport di combattimento duri come la box e il judo. Pensate che per 2 anni mi sono persino dato alla scherma, che in Francia ha una lunga tradizione, piena di grandi campioni e di straordinari successi olimpici. Il mio professore di storia era stato un grande schermidore in passato, arrivando fino alla nazionale maggiore, e fu lui a convincermi a provare quello sport antico. Continuai per 2 anni, fino al giorno in cui diventai troppo grande per tenere il piede in più di una scarpa e dovetti scegliere a quale sport dedicarmi da lì in avanti. Avevo 15, forse 16 anni, e alla fine scelsi di dedicarmi allo sci. Scelsi lo sci perché era la sola cosa più esaltante di tutte, la sola cosa in cui il risultato dipendeva unicamente da me, dalla mia prestazione. Non era come il calcio, dove poteva succedere che io giocassi bene e la squadra perdesse lo stesso. Oppure, ancora peggio, che la mia squadra vincesse, ma io avessi addosso la sensazione di non essere stato all'altezza degli altri miei compagni. Alla fine, dunque, scelsi lo sci. Perché lanciarsi sulla neve è esaltante, perché dà sempre una botta di adrenalina impareggiabile. In più, ero anche bravo. Nello sci ci sono le classifiche, i pettorali e il cronometro. Quindi se sei forte e se vai forte, nessuno ti potrà mai togliere nulla. È una scalata tutta tua, della quale sei il produttore, il regista e pure l'attore protagonista. Dalla mia infanzia ho portato con me il bagaglio di esperienze fatto negli altri sport, che sono tutti così diversi eppure così uguali. Perché che si usi un fioretto, un pallone o un paio di sci, serve sempre la giusta dose di equilibrio, di reazione e di esplosività fisica. Forse è proprio per queste ragioni che oggi sono diventato lo sciatore che sono. Forse è per questo che mi piacciono tanto le prove tecniche quanto la velocità. Forse è proprio grazie a questo che sono rimasto aperto di cuore e curioso di mente. Il presente che stiamo vivendo è una rivoluzione. Il 2020 ha stravolto le vite di tutti noi, facendoci dimenticare l'importanza delle occasioni sociali, l'impatto che le occasioni sociali hanno sul nostro benessere e più in generale sulla nostra felicità. Lo sport è l'espressione sociale più universale di tutte, come la musica. È un linguaggio globale che dopo mesi di clausura forzata stiamo iniziando a dimenticare. E con lui perdiamo anche i valori che gli vanno sotto braccio. L'umiltà il primo tra tutti. Perché niente come lo sport ti mette di fronte alla semplice verità che la vita è fatta di alti e bassi. Ed è quello che impari tra l'uno e l'altro a determinare chi sarai domani. È vero, se lo sport è il tuo mestiere, a volte la sola cosa più dolorosa di allenarsi è non poterlo fare. Ma per fortuna di tutti, lo sport non è mai soltanto sport, è un abbraccio collettivo, un bene condiviso. E se avessi l'occasione di mandare un messaggio, e un messaggio soltanto, in un momento come questo, il mio messaggio sarebbe senza dubbio: siate voi stessi e tenete la testa alta, perché non c'è solo una strada che conduce a Roma,
Ce ne sono tante, ognuna con la propria magnifica vista privilegiata su bellissime montagne innevate. Questa storia è stata scritta per noi da Alexis Pinturault. Abbiamo avuto il piacere di intervistarlo, di farci raccontare delle sue origini e dall'intervista è uscito un racconto emotivo. Una finestra unica che ci ha permesso di andare a conoscere un angolo di narrativa di un campione inarrivabile, fortissimo e sempre difficile da incrociare. Se volete leggerne la versione integrale la trovate sul nostro sito e sulla app di Cortina 2021. Oggi ci siamo fatti emozionare dalla lettura delle parole di un campione. Le 6, per l'esattezza 17:41, quale il momento dell'aperitivo storicamente, quale occasione migliore per parlarne che avere ospite Luca Giavi, direttore del consorzio Prosecco DOC, partner di Cortina. Benvenuto Luca. Grazie mille. Allora, innanzitutto la prima domanda viene proprio spontanea. Abbiamo Casa Veneto scritto dappertutto, un rapporto col territorio molto forte di Prosecco. Che cosa significa essere qui in questo momento ai Mondiali di Cortina? Ma ormai da diverso tempo noi siamo fortemente impegnati su due assi fondamentali della comunicazione. Uno è legato al mondo della cultura e l'altro è legato al mondo dello sport. Quindi da tempo seguiamo eventi quale il campionato mondiale MotoGP, il campionato mondiale Superbike, siamo impegnati nel volley femminile con l'Imoco Volley e abbiamo scelto di essere partner di Cortina perché l'evento, oltre ad essere un evento internazionale, è un evento che si svolge nel nostro territorio di produzione. Non dimentichiamo infatti che molto spesso la gente parla di Prosecco senza sapere che Prosecco non è una tipologia di vino, ma è una denominazione d'origine. Ecco il legame fortissimo che c'è tra un prodotto, il suo territorio che non è solo aspetti determinati dal clima, dai terreni, ma è soprattutto determinato dalla gente che ci vive e che fa essere questo prodotto diverso dagli altri. Il Made in Italy è una garanzia ed è una cosa che tira moltissimo. È una cosa che mi affascina di tutto questo processo comunicativo è il fatto di avere un prodotto così tradizionale nella sua forma, perché ovviamente è un prodotto antichissimo, no? Che ha delle regole ben precise, e allo stesso tempo avere un audience globale. Quindi pensare di comunicarlo, venderlo e proporlo a un audience veramente che lo conosce in tutto il mondo. Come si gestisce questo dualismo apparentemente tra globale e locale? Ma il dualismo globale e locale parte dal portare a livello globale la consapevolezza dei valori che ci sono a livello locale. Questo è lo sforzo che noi stiamo facendo nel comunicare al mondo perché il nostro prodotto è diverso dagli altri. Il mondo produce un sacco di vestiti, però l'abbigliamento italiano ha una sua ragion d'essere, così vale per il design, così vale per l'arte, pittori ne abbiamo tanto, ma Michelangelo è nostro e così potremo andare avanti. Ecco. Allo stesso modo noi pensiamo di essere interpreti contemporanei di una genialità italiana, che è la capacità di interpretare i prodotti con una chiave diversa, in una chiave che nel caso del Prosecco è una chiave estremamente contemporanea, un ridotto grado alcolico, quindi non i vini strutturati con grandi alcolicità che difficilmente poi ci consentono di risalire in automobile oppure di tornare in ufficio dopo una pausa pranzo e poi difficilmente si abbinano con quello che noi normalmente mangiamo. Durante questi mesi difficilissimi per tutto il mondo abbiamo visto la gente che ha apprezzato le nostre produzioni, abbiamo chiuso un 2020 con un più 2,8%, quindi con un segnale positivo in un'annata veramente tragica. Perché? Perché la gente a casa era in grado di abbinare il Prosecco con una pasta al pomodoro, abbinarlo con una pizza, un prodotto di tutti i giorni. Dico, non serve essere grandi cuochi per poter fare un piatto che ben si abbina con il Prosecco. Anche, come nel caso di oggi, non abbiamo bisogno di niente perché lo possiamo tranquillamente approcciare anche un fuoripasto. Altri vini diventa decisamente più complesso quando non proprio dico impossibile, ecco, da questo punto di vista. E questo è questo che ci assicura, e anche la capacità di avvicinare un pubblico
giovane. Attenzione, però siamo nel mondo dello sport e noi lo diciamo sempre, attenzione, il bere è un bere consapevole, quindi sapere che l'alcol va assunto con moderazione, quindi non si deve assolutamente eccedere, perché come lo sport, come la cultura, il Prosecco deve migliorare la qualità della vita e non deve costituire un problema né per la salute né per la viabilità. È un appunto accorato e hai fatto benissimo a sottolinearlo. Mi collego a una frase che hai detto che mi ha molto colpito, il fatto di presentarlo come un vino adatto a tutti i giorni, no? E questo dà bene l'idea di quanto un brand abbia cambiato le abitudini delle persone, cioè e pensare a tutta l'avventura di un'azienda, di un brand, di un vino in questo caso, che arriva al punto di cambiare la cultura, insomma è una storia lunga e importante. Mi chiedo se si può avere qualche aneddoto delle origini, perché è una storia di idee, immagino. Ma è sicuramente una storia di idee ed è, come hai detto tu, un fenomeno, anche se il termine fenomeno mi spaventa sempre, perché da noi quando si dice sei un fenomeno non è proprio assolutamente positivo. Un complimento. Non è un complimento, esatto. Ma è straordinario vedere come siamo riusciti a portare nel mondo, noi italiani, il concetto dell'aperitivo, che non era un concetto che in qualche modo era così diffuso come è diffuso in Italia. L'opportunità, anche conclusa una giornata di lavoro, di approcciare un prodotto che noi lo definiamo un lusso democratico, un lusso perché posso assicurarvi, nonostante io rappresenti aziende che producono vino, non è assolutamente necessario bere Prosecco per vivere, ma riteniamo che sia un'occasione per vivere e vivere meglio. Quindi uscire dal lavoro, dopo una giornata di lavoro, poter in qualche modo avvicinare un prodotto di qualità con un posizionamento di prezzo che, ribadisco, è democratico, quindi avvicinabile da tutto, e magari anche condividerlo, perché l'altra cosa che a me piace sempre dire è che il vino va bevuto assieme agli altri. Ogni tanto qualche film americano ci fa vedere questi che bevono vini da o soli, superalcolici da soli, è una cosa che mi fa una tristezza. Il Prosecco è socialità, è condivisione, è gioia di stare assieme. Ed è incredibile vedere come un prodotto che ha una storia millenaria trova in questo secolo uno sviluppo e un'espansione di questo tipo. Perché? Perché oggi il nostro prodotto, che è un prodotto che va consumato possibilmente quello relativo all'ultima vendemmia, quindi non è un prodotto da invecchiamento generalmente, anche se ci sono alcuni produttori che studiano delle nicchie particolari di prodotto che possono anche resistere nell'anno, ma nella generalità va consumato nei 12-18 mesi successivi alla vendemmia, e oggi i mezzi di trasporto ci consentono di portarlo in tutto il mondo e quindi di farlo conoscere e apprezzarlo anche nella sua veste migliore, una veste che preserva i fiori, la frutta, perché l'altro motivo di successo è che, essendo noi animali, approcciamo quello che conosciamo e come descrittori del Prosecco ci sono i fiori, la frutta, che sono descrittori non particolarmente complessi che tutti quanti noi conosciamo e quindi tendiamo ad apprezzare. Come lo dico ormai ad ogni ospite, perché io mi preparo una scaletta e poi la butto fuori dalla finestra, perché nel dialogo vengono sempre spunti nuovi. E quindi approfitterei per l'ultima domanda e farti una domanda un po' più personale, ma che mi è uscita proprio, mi viene spontanea nel sentirti parlare, nel constatare la passione che hai nel raccontare questo prodotto. Hai detto un prodotto che avvicina la gente, un prodotto che è socialità, che è divertimento. Ecco, quanto è importante a livello personale, per andare, dico, al lavoro, anche se poi ormai in pochi vanno fisicamente al lavoro come una volta, avere la consapevolezza che quello che si fa porta, in una parola, felicità, semplice ma vera, reale, alle persone. Ma è motivo di grande orgoglio e di grande soddisfazione. Io non vi posso dire che è un anno che non facciamo eventi in presenza, perché l'ultimo evento l'abbiamo fatto a Vampari l'anno scorso ed era proprio il mese di febbraio. Il contatto con la gente è qualcosa che veramente ci manca perché appunto il vino è condivisione, è socialità, è stare assieme, e oggi non poterlo fare, non poterlo trasmettere, fortunatamente oggi siamo qui a Cortina e con 1000 limitazioni abbiamo comunque cercato di incontrare persone per raccontare il nostro prodotto. Per noi è motivo di grandissimo orgoglio e soddisfazione in quello che ci mettiamo, in quello che facciamo. Allora io approfitto di te chiedendoti di versare gentilmente il Prosecco e nel frattempo noi torniamo a parlare di sci. Vi ricordo che la combinata maschile in programma domani è stata cancellata, verrà recuperata lunedì.
Questo non ci impedisce comunque di andare alla scoperta poco alla volta di tutte le discipline che vedremo in questi mondiali e di scoprire quelli che sono i favoriti di ogni singola gara. Quindi, in attesa di vederli poi in pista lunedì, andiamo a vedere che gara ci aspetterà nella combinata maschile. Io non te lo porto che così. 2008-2009, esattamente 12 anni fa. Per dare un'idea di quanto indietro dobbiamo andare con la memoria, 12 anni fa Sébastien Loeb vinceva il campionato del mondo rally. In Formula 1 trionfava sì un britannico, ma non era quel Lewis Hamilton che oggi siamo abituati a vedere sempre sul podio. Bensì Jenson Button, che vinse su una Brown motorizzata Mercedes. Secondo, in quel 2008-2009, arrivò un giovanissimo Vettel in epoca pre-cavallino rampante. Terzo, invece, finì quel pezzo di pane formato pilota che è Rubens Barrichello, proprio su una rossa. Rubens, uno di quei piloti a cui la sorte avrebbe anche potuto mettersi una mano sul cuore e regalare un titolo prima che si ritirasse. Quindi, stagione 2008-2009, praticamente una vita fa. Valentino Rossi vinceva il motomondiale, per stare sempre comunque in tema di grande velocità. Il piccolo scalatore spagnolo, l'indemoniato Alberto Contador, invece, il Tour de France. Ai campionati mondiali di atletica leggera di Berlino, la velocità fatta uomo, che poi è un uomo diventato leggenda, Usain Bolt, vinceva sia i 100 che i 200 metri piani, stampando non uno ma ben 2 record mondiali. 9.58 nei 100 e 19.19 nei 200. Sono quelle gare in cui arriva al traguardo già esultando, pezzi di storia da museo, attimi di eterno. Continuiamo a parlare di velocità e di leggende, sempre stagione 2008-2009. A Roma, nei mondiali 2009 di nuoto, al Foro Italico, Federica Pellegrini stampava il record del mondo dei 200 stile libero. 1 minuto, 52 secondi e 98 centesimi davanti a un Foro Italico in festa. Questo record non sarebbe più stato ritoccato. E anche se la stagione dei costumoni gommata è passata in meno di 2 anni, quell'impresa resta un momento unico. Poi c'è anche da dire che sempre nel 2009, anche se non c'entra nulla con la velocità, a vincere Wimbledon fu tale Roger Federer, perché si sa che certe cose non cambiano mai. Insomma, il 2008-2009 è stato un anno magnifico, pieno di imprese e di emozioni, ma pur sempre un anno ormai molto lontano nel tempo. Eppure, bisogna andare così tanto indietro se si vuole trovare uno sciatore che oggi sia ancora in attività, che sia stato capace di scrivere il proprio nome nell'albo d'oro della Coppa di Combinata Alpina senza chiamarsi Alexis Pinturault. Nel 2009, infatti, vinse lo svizzero Carlo Janka, in vantaggio sul connazionale Zurbriggen e terzo, infine, l'austriaco Romed Baumann. Dal 2015 in avanti, da quando cioè la Coppa di Specialità è tornata ad essere assegnata, dopo 2 stagioni diciamo di congedo parentale, il nome forte della disciplina, se non fortissimo, è quello del favorito d'obbligo di domani, il francese Alexis Pinturault, che di queste coppe ne ha vinte 4 in 5 anni, con la sola eccezione del 2017 e 2018, quando a spuntarla in quella stagione mitica fu il nostro peterone nazionale, Petar Fil, che portò in Italia una coppa di specialità gustosissima davanti a Jansrud, al francese Moufagendé e ovviamente al solito Alexis Pinturault. Per capire cosa aspettarci dalla gara di domani, quindi partiamo da qui, partiamo dal passato più recente della disciplina. La combinata è una disciplina da campioni, su questo non c'è alcun dubbio. Basta scorrere i nomi dell'albo d'oro per averne una chiara e inequivocabile conferma. Oltre ai soliti noti di qui sopra, anche Ivica Kostelic, simbolo insieme alla sorella Janica dello sci croato, poi andando ancora più indietro Benjamin Reich, il grandissimo Axel Lund Svindal e soprattutto il mitico Bode Miller. Insomma, per vincere una combinata si deve essere sciatori veramente completi. La stagione in corso, e questo lo sappiamo, ha obbligato a scelte dolorose, cambi di programma, modifiche e anche a qualche triste rinuncia. A farne le spese è stata proprio la combinata, che si è vista tolta dal calendario e lasciata piuttosto in stand-by. Questo, per certi versi, rende la gara maschile della combinata ancora più eccitante, carica di adrenalina e di punti interrogativi.
Pensate, sarà la prima e anche l'ultima di tutta la stagione, ma segnerà comunque una medaglia mondiale. Una di quelle robe che se la vinci la piazzi sul caminetto del salotto e non la togli più. Abbiamo visto come il meteo possa influenzare il calendario e in questo la combinata femminile è stata un bel esempio di come le cose possano cambiare all'ultimo. E in una disciplina che già di suo è il mescolarsi di due discipline diverse è un bell'affare da gestire. Quindi ricapitoliamo il programma. Domani si comincia col Super G alle 10 e poi a seguire lo slalom alle 13:30. Per una giornata in cui si condenseranno emozioni diverse, si testeranno piste diverse e soprattutto saranno diverse le qualità richieste agli sciatori per provare a vincere. In Super G, durante quella che sarà la prima manche, al netto dei risultati della gara di ieri, che ogni gara si sa che è un momento a sé, saranno comunque da tenere sott'occhio i grandi califfi delle porte larghe, gli esperti della velocità e della scorrevolezza. I nomi li conosciamo, li abbiamo già trattati, ma li andiamo a ripercorrere. C'è Veni Vedi Vince, l'austriaco Krickmayer, c'è lo stesso Mayer, il norvegese Jansrud. Ma sarà l'inversione dei migliori, prima della seconda manche, quella da paletti stretti, a decidere le sorti della gara e assegnare le 3 medaglie del podio. E qui l'equazione si ribalta. Un secondo abbondante di vantaggio potrebbe anche non bastare contro gli esperti dei paletti stretti, che scendono per primi e che potranno godere nella seconda manche di una pista pulita e immacolata. Il gioco della combinata è sempre un equilibrio tra decimi e secondi, e soprattutto di quello che significano quando vengono rapportati in 2 discipline così diverse. Non basta, quindi, primeggiare in una delle 2. Serve avere la capacità di farne un'arte nuova, che da veri equilibristi ti permette di esprimere il meglio tanto nella prima quanto nella seconda manche, a prescindere dalle tue qualità tecniche individuali. I nomi caldi, quegli atleti capaci di tenere alta la tensione e la performance in gare così diverse, sono noti e non possono che partire, per l'appunto, questo è la cosa più chiara di tutte, dal nome di Alexis Pinturault. Della sua storia vi raccontiamo a parte, ma la sua consistenza tecnica ormai è diventata quella del fuoriclasse assoluto. Abbiamo già detto delle 4 coppe in 5 anni. E allora rincariamo la dose, perché quest'anno il francese è in testa nelle classifiche di parallelo e di gigante. È 7° in quella di slalom e soprattutto sta dominando la classifica overall. 924 punti di vantaggio sul secondo, che è lo svizzero Marco Odermatt. Insomma, oggi Alexis è il nome più in vista di tutto il panorama maschile e al suo grande talento sta facendo combaciare anche una consistenza davvero campione. Ad oggi è veramente, veramente difficilissimo immaginarlo scendere dal podio della gara di domani. Un altro uomo da tenere d'occhio è proprio Marco Odermatt, svizzero, che fa da paggio in questa stagione incredibile di Pinturault non solo nella classifica overall, ma anche in gigante, secondo anche lì a tallonare il campione francese. Odermatt, classe 1997, talento purissimo, cristallino, è impossibile non notarlo anche a occhio nudo, guardando le gare da lontano. Ha uno sguardo furbetto di chi la sa lunga, ciuffo biondo e un sorriso acceso. A me ricorda un po' Semola, il protagonista della Spada della Roccia, capolavoro Disney del lontano 1963. Non gli daresti una lira, ma poi ti frega. 23 anni e già 10 podi in Coppa del Mondo. Per questo rappresentante della nidiata terribile che gli svizzeri stanno sfornando in questi anni. È ancora fermo a 0 medaglie mondiali. Ha avuto anche poco tempo, c'è da dire, ma domani potrebbe raccogliere la prima di quella che potrebbe anche diventare poi una lunga serie. Peccato invece per l'incerottatissima Norvegia, perché gli Attacking Vikings avrebbero potuto schierare la bellezza di non 1, non 2, ma ben 3 candidati forti per raggiungere un podio finale. Parliamo ovviamente di Alexander Omod-Kilde, vincitore dell'ultima Coppa del Mondo di overall, di Lucas Braathen e di Halle Lee McGrath, il gemello diverso di Braathen e un altro astronascente degli Attacking Vikings. Hanno subito 3 infortuni pesanti che li hanno tolti dalla nostra lista dei favoriti. A loro vanno i migliori auguri di pronta guarigione,
Mentre noi, invece, vi consigliamo di farvi un giretto sul sito e sulla app di Cortina 2021 perché sia Kilde che Braten ci hanno concesso 2 interviste speciali, che poi sono diventate delle storie e che meritano davvero di essere lette, per entrare un po' nella mentalità unica che gli Attacking Vikings portano in giro per il mondo. Rinunciare ai norvegesi quindi non sarà un piacere, ma apre anche il campo a possibili outsider. Occhio quindi alle sorprese. Ci sono i 2 svizzeri che con la disciplina hanno una gran confidenza, che sono Meillard e Mauro Caviezel. E non perdiamo di vista anche i 2 atleti che agli ultimi mondiali, quelli di ora nel 2019, proprio in questa specialità sono saliti sul podio dietro a Sua Maestà Pinturo, che ovviamente vinse. Lo sloveno Hadalin, che in Svezia fu una mezza sorpresa, ma che potrebbe anche puntare al bis. E soprattutto Marco Schwarz, austriaco che quest'anno sta vivendo un momento d'oro davanti a tutti in classifica di slalom e che se non perde troppo in Super G potrebbe anche puntare alla rimontona nella seconda manche. Quindi, domani, combinata maschile, tanta carne al fuoco e soprattutto un appuntamento che, come i 45 giri di una volta, ha un lato B che potrebbe anche cambiare completamente il mood che la canzone sul lato A ci ha dato. Come al solito, poi, da buoni scommettitori quali stiamo diventando, andiamo anche a caccia dei possibili outsider, i nomi che fanno saltare il botteghino. E ve ne proponiamo 2. Il primo è Filip Zubčić, detto Zubo, un carro armato croato in rampa di lancio, che sta trovando una continuità tecnica veramente preoccupante per gli avversari. È già bello consistente su molte piste e inizia ad essere una minaccia. In più, come tutti i croati, ha una grande predilezione per i palcoscenici importanti. Più la sfida è dura, più lui picchia forte. La sua specialità preferita è il gigante, a metà strada tra lo slalom e il Super G, e questo lo rende perfetto per la combinata. E infine chiudiamo con Tonno Tonetti, un azzurro polivalente, 4º ai mondiali di ore, con la zampata pronta e forse anche il colpo in canna. La pista di Cortina potrebbe fare il resto e regalarci una medaglia di cui alla vigilia fingiamo di non ricordarci. Riassumendo, quindi, voi sapete chi, come direbbero in Harry Potter, sul podio ci va. Ma dietro, insieme al francese, la lotta è molto aperta e non mancano di certo le chance azzurre. Io volevo presentare il nuovo ospite, ma il regista mi ha fatto lo scherzo e ve l'ha piazzato subito in video. Ha fatto bene, l'ultimo ospite di questa prima giornata di streaming, dopo quella inaugurale di ieri, prima giornata in cui avremmo voluto vedere anche un Super G, che ricordiamo è stato annullato. Ospite speciale, chiude il gruppone, Christian Ghedina, grazie di essere venuto. Grazie che mi avete chiamato per ultimo, perché poi dopo gli ultimi saranno i primi, insomma. Sì, primi. Io adesso, dopo domani sono in gara, no? No. Guarda, abbiamo parlato prima col Pinciroli ed è uscita la frase: gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili. Quindi bisogna vedere se tu ci arrivi a prenderli, però con la velocità il rapporto non era un problema. Prima di passare a Christian, una piccola precisazione. Abbiamo sentito quelle che erano le preview per la combinata maschile. Vi ricordo che la combinata maschile non sarà domani, notizia di oggi, è stata spostata a lunedì, quindi le previsioni ovviamente restano valide, non cambieranno certo i valori, ricordiamoci che sarà lunedì. Allora Ghedo, averti qui, finalmente possiamo parlare un po' di sci, perché qualcuno che lo conosce e gli dà del tu. Gli sci, io dico sempre, di sci non è che io ho imparato, dovevo imparare solo a fare una curva, quella alla Riu per fermarmi, perché sci a fare le curve io non sono tanto capace. Bene, abbiamo un inizio perfetto per la nostra chiacchierata. La prima cosa che mi viene da chiederti, ci ho pensato oggi sapendo che venivi ospite, è vedere le atlete su al cancelletto di partenza ad aspettare. Quando sei in quel momento lì e succede un imprevisto, un altro imprevisto e aspetti le notizie dalla radio, cosa ti passa per la testa? Come la vivi? Questo è da raccontare, è un po' difficile farlo capire alle persone, perché uno vede sempre solo, sta lì magari al bar, aspetta, uno è anche a casa, c'ha le patatine, si incacchia anche perché allora partono questa gara, queste 4 scamorze qua che non vengono giù e magari ti prendi anche degli insulti, però quando sei atleta e devi mantenere la concentrazione è veramente duro, soprattutto poi quando sei in partenza. Io mi ricordo, ho un episodio molto chiaro in mente ancora delle Olimpiadi di Nagano, alle quali io ho partecipato, e hanno, mi pare, fatto la discesa, ritardato la discesa, non so se di 5 o addirittura 6 giorni, e lì in Giappone si sa che le condizioni atmosferiche e climatiche cambiano repentinamente,
poteva fare 1,5 metri di neve la notte, come anche venire la pioggia il giorno dopo e scegliere tutta la neve che aveva fatto anche. E lì mi ricordo hanno lavorato talmente tanto sti giapponesi in pista a spalare tutti i giorni la neve, e lì tu sei in partenza, magari sei al bar, aspetti, poi ti dicono sì dai, si parte, vai in partenza, poi dopo ritardo di mezz'ora, sei lì a aspettare, e mantenere la concentrazione è veramente dura. Cerchi di far passare il tempo, però anche le tue motivazioni, man mano che i rinvii si susseguono di mezz'ora in mezz'ora, normalmente tu ormai sei quasi alla fine del concentrato. È capitato anche delle volte che hanno fatto le gare alle 2:30 o 3:15, che è proprio la deadline, il tempo finale, l'ultima possibile. L'ultima possibile, perché dopo diventa buio, scuro, però è massacrante, è veramente dura mantenere la concentrazione. Poi magari le carte in tavola forse vengono anche falsate, perché gli atleti top si sanno, bisogna anche di concentrazione, magari salta fuori anche un outsider che fa un risultato, ben per lui, però insomma la gara perde, è vero. E te sei il terzo oggi presente, ed è il terzo con cui butto via il programma, perché ne sentiti parlare mi vengono mille domande diverse, ecco, da quelle che avevo pensato. E mi attacco a quello che hai detto, no? Un ritardo di 5-6 giorni per una gara, e io conosco tanti sportivi di sport diversi, e in molti sport, penso all'atletica, penso al nuoto, tutto viene finalizzato per un giorno preciso. Cioè il nuotatore si prepara nei suoi 100 metri e sa che il giorno X a quell'ora, cascasse il mondo, deve dare il 100% prestativo. Per farlo ovviamente nei giorni precedenti scarica, rilassa, i massaggi, comunque c'è un processo di avvicinamento finalizzato a quel momento lì. Per lo sciatore non può essere così, devi essere sempre su un filo di eccellenza, ma come fai a calcolare il momento in cui essere proprio al top? Sì, ma io penso un po' per tutti gli sport. Io mi immagino anche un 100metrista che prepara un'Olimpiade e cerca, prima di tutto si deve qualificare, però per giocarti tutto in una gara di 100 metri in 9 secondi, tu ti alleni 4 anni per preparare 9 secondi di gara, che è una cosa, 9 secondi, 10 secondi è una cosa assurda. Anche per lo sciatore, insomma, tu prepari, cerchi di prepararti, i programmi hanno veramente un database molto grande di test, esami e ricerche che hanno fatto in base ai tuoi andamenti di stagione, e si cerca di fare una preparazione adeguata per arrivare in quel periodo della stagione che è i primi di febbraio, quando c'è gli eventi clou mondiali importanti ogni 2 anni e Olimpiadi ogni 4, al top della forma. Però non è matematica, sono statistiche, alchimia, tabelle, alchimia, uno ci prova, poi dopo anche sono tanti i fattori che ti fanno vincere. Lo sport così è un po' per affermarsi, non sono tutta matematica, certo. Ci sono troppe variabili, c'è l'aerodinamica, il fattore materiale, il fattore psicologico, magari anche il fattore corpo. Può capitare anche che tu in quel periodo ti prendi anche una mezza influenza, sei debole, e se il corpo è debole la prestazione è difficile che sia al 100%. Sono tante le cose e devi sperare che vada tutto per il verso giusto. Tante le cose, effettivamente immagino che tenere l'equilibrio mentale non sia semplice, e questo mi porta a un'altra domanda che mi è venuta sempre guardando la gara di oggi, perché ovviamente box della partenza si vedono... Guardando la gara, abbiamo fatto la gara, io non ho mica vista la gara. Probabilmente si è addormentato. Prima, quando ancora sembrava che box della partenza, o comunque nell'area di partenza, si vedono le ragazze e i ragazzi fare cose veramente diverse uno dalle altre, quindi si vede chi si riscalda, chi con la musica sembra che stia ascoltando rock pesante, chi ripassa. Ovviamente ognuno ha il suo approccio che è unico, ed è la cosa più bella da scoprire. I momenti prima delle tue gare, come li vivevi? Eri alla ricerca della leggerezza o della pesantezza? No, a me mi viene da ridere, perché adesso io per esempio anche me l'ha rinfacciato già 2 volte quando l'ho visto, vabbè lo conosco, però me l'ha rinfacciato Didier Kuss, che ha vinto un sacco di gare, è stato un atleta svizzero fortissimo, che penso tutti conosciate. Una volta a Kitzbühel lui partiva davanti a me, e quella volta lì lui mi sembra che forse, non so se è arrivato secondo o terzo alla gara, però mi ha rinfacciato il fatto che io, proprio per questo mio comportamento, atteggiamento che poi ti racconto, lui abbia perso la gara. Nel senso che io in partenza, a differenza di magari tanti altri, la maggior parte
si isolano, c'è chi ascolta musica, chi ascolta musica più rilassante, chi ascolta musica più dura, chi fa degli esercizi di riscaldamento. Ognuno ha la sua metodologia per cercare di trovare quella concentrazione che ti serve per affrontare la gara al meglio, no? Io il mio modo per gestire la gara, soprattutto la tensione, che non mi salisse troppo, era quello che sono io, fare casino. Io per me dovevo distrarmi, davo un po' bada a tutti, facevo le foto, raccontavo barzellette, parlavo con lo ski man, dicevo... Rompevo le palle a tutti. Tant'è vero che io ero in partenza, della casetta di partenza della Strive di Kitzbühel, davanti a me partiva Didier Kusch e io ero lì col mio ski man, che è l'ultimo che ti dà l'ultima ritoccata agli sci e ti dà l'ultimo in bocca al lupo, è l'ultima persona che vedi. E lì stavo raccontando una barzelletta, mancavano 20 secondi o 30 secondi che Kusch partisse, io ero dentro in casetta con lui, che ci sono solo 2 atleti, quello che parte più quello che parte dopo. Ad un certo punto lui si gira, io facevo casino, un timbro di voce anche abbastanza marcato, parlavo con uno ski man. Tu dici che si sente? Sì, no, difatti mi sa che mi sentiva e stavo parlando animatamente con il mio ski man, gli stavo raccontando una barzelletta. Ad un certo punto Kusch si è girato così e mi ha guardato e mi ha detto in tedesco: Ghedina, bitte, stai still, no? E ha detto: Ghedina, per piacere stai zitto che devo partire. Faccio sì, scusa, hai ragione, fai un casino. Ha detto sì, sono stato zitto, e poi lui è arrivato secondo o terzo e lui avrebbe vinto una Kitzbühel in più, ne ha vinte mi pare 7 forse lui di Kitzbühel tra discese e Super G, quindi è quello che ha vinto più volte a Kitzbühel. E quindi insomma abbiamo goduto della leggenda della barzelletta assassina, quindi che ruba una medaglia. Però anche questo, Alberto Tomba era un maestro in questo. Lui Alberto, anche se anche lui era un po' così, lui andava lì e faceva azione psicologica di disturbo a tutti gli altri atleti. Questo sì, e sono forme che ognuno adotta, usa. Io mi ricordo anche sempre con il mio ski man, c'era Heinzer alle Olimpiadi, le mie prime Olimpiadi ad Albertville, che era uno dei candidati alle vittorie perché arrivava da una stagione vincente, mi sa che aveva vinto la Coppa del Mondo di discesa, e Heinzer era in partenza, era uno dei candidati a vincere, io ero lì vicino, io normalmente con il mio ski man che è altoatesino parlavo italiano, lì mi sono messo a parlare tedesco, no, perché gli ho chiesto: ma secondo te chi è che va forte oggi? Ma sicuramente Heinzer e io ho detto: ma no, Heinzer è una sega. No, secondo me non può, no, questa non è la pista così, e lui sentiva in tedesco, era lì che si stava concentrando, isolato un po' da solo, però ha sentito, e difatti mi sa che non ha vinto lui perché ha vinto che poi altri. Ad Alberto probabilmente non serviva. Io sono stato un giocatore di pallacanestro di bassissimo livello e l'unica cosa in cui ero bravo era proprio chiacchierare e mettere pressione agli altri. Mi ricordo che il mio punto chiave quando qualcuno faceva un errore macroscopico era dirgli: ma tu studi anche, vero? Non è che stai investendo solo nello sport, non mi sembra il tuo mondo. Quindi quello era l'unico modo che avessi per giocare adeguatamente. Però mi piace sapere che non sono l'unico, vedi che anche a livello più basso poteva funzionare. Ti do una brutta notizia, la do a tutti: purtroppo non fai più parte della Coppa del Mondo, perché queste tue barzellette ci piacerebbero, penso che manchino a tutti gli ski man del mondo. Sei passato dall'altra parte della barricata, non posso non chiederti oggi chi ti piace. Tra gli sciatori di oggi chi ti piace, chi ti esalta a guardare? A me piace Paris, perché poche chiacchiere e concretezza. Lui è uno che non parla tanto, magari anche criticato, perché chiaro che c'è bisogno anche di persone che siano un po' più estroverse, più aperte, un po' come lo è stato Alberto Tomba, un po' personaggi particolari, Body Miller. Il mondo dello sport ha bisogno di questi personaggi qua. Ho conosciuto per esempio anche, dicevi del basket, ho conosciuto Pozzecco, lui sfondi una porta aperta proprio. Questo qua è veramente, io non lo conoscevo, non seguo tanto il basket, però l'ho conosciuto in un programma televisivo fatto assieme a lui e era una macchietta lui, insomma. Mi permetto di raccontarti questa su Pozzecco, perché l'ho intervistato qualche tempo fa, non so se siamo vietati ai minori, quindi la dirò un po' addolcita. E intervisto Gianmarco mi vuole parlare a tutti i costi del fatto che gli stiano sulle balle i mancati fenomeni, quindi Pozzecco mi dice: no, io odio quelli che dicono potevo diventare forte ma non l'ho fatto perché mi piacevano il vino e le donne, e chiusa. Perché a me non piacevano il vino e le donne, secondo te? Sì, no, difatti. Per cui Gianmarco è veramente un personaggio unico. No, e difatti dico, insomma, che mancano un po' dei personaggi
che attirino l'attenzione, però a me Paris, insomma, preferisco uno che sia silenzioso e abbia la tenacia giusta e fa risultati, piuttosto che quello che magari faccia anche tanto casino e si esponga anche magari troppo, perché ce ne sono tanti anche che, come hai detto te, io qui, io lì, insomma, sono professore dappertutto, e poi dopo però devi anche dimostrare, stringi, devi anche dimostrarlo, no? Alla fine Alberto Tomba era uno che faceva cacciara, poi dopo lui gli piaceva andare forte, cosa, lui gli distruggeva magari anche in partenza già i suoi avversari, però alla fine lui, anche se aveva fatto magari le notte bravi o era stato trovato con una donna, aveva fatto le cose, però lui alla fine il risultato lo portava, e questo è quello che piace alla gente, quello che desidera la gente, insomma, vedere. Certo. Ti faccio un'ultima domanda, giuro che è l'ultima solo se prometti che tornerai. Abbiamo 2 settimane, qualche storia, va bene, dai. l'ha promesso, ce l'abbiamo Okay, registrato. ok. La puntata di oggi, o comunque lo streaming di oggi, era dedicato alla presentazione della combinata. Poi ovviamente la combinata, come sappiamo, è stata spostata, sarà lunedì. So che tu hai tante storie di combinata, mi chiedo se ce ne puoi raccontare una in particolare. Mi ricordo, se non sbaglio, dimmi se sbaglio, dimmelo pure, sì, una tua manche di slalom, quando la gente stava già stappando le bottiglie, sì. No, e questo giovane Ghedin arriva giù e rompe il cerimoniale. Ma sai tutto, ti sei documentato? Me l'hai raccontato tu, no, perché mi hai detto tante storie di combinata, però poi dopo io stavo pensando, adesso mentre mi dicevi questo, di quante storie di combinata, cioè, non è che ma che combinate, di combinate ne ho combinate tante, quello sì, però di storia di combinata no, però in effetti anche quella lì è una storia particolare, che io alla fine era l'ultima mia spiaggia, la combinata, che non ci contavo per niente di poter riuscire a vincere una medaglia. Le mie discipline principe, dove mi ero qualificato ai mondiali, erano 2 di serie Super G, poi avevo il posto anche nella combinata, e le hanno fatte prima Super G, che è andato male. Ero secondo migliore italiano, però arrivato, non mi ricordo, forse 15esimo, cosa, e non è un risultato che mi soddisfava. Immagino. Poi avevo la discesa, che ci puntavo molto, e lì ho saltato, forse penso l'unica o forse la seconda volta, l'unica volta o 2 volte devo aver saltato una porta in discesa libera. Lì ho saltato una porta e quindi fuori dalla gara, quindi niente risultato. Ho detto, ma le mie speranze sono tutte nella combinata, ma è molto dura. Forse anche questo mio stato mentale di rilassatezza mi ha fatto fare una signora discesa. Sono arrivato giù e ho fatto il miglior tempo su tutti, con 1 secondo di vantaggio, quasi 98 centesimi, non mi ricordo esattamente, 1 secondo era circa sul secondo. E lì lo slalom erano in 2 manche una volta e c'era la somma dei punti FIS. Io ho pensato, ma sai che con 1 secondo di vantaggio quasi magari potrei anche forse riuscire a vincere una medaglia, magari un bronzo, mi accontenterei, sarei stato contento, perché ero incacchiato nero, perché Rungalier, che era forse più super gigantista, che l'avevo battuto, però lui mi aveva rubato, fra virgolette, la medaglia, perché lui ha fatto la medaglia d'argento in discesa libera, e siccome eravamo compagni di stanza, a me mi scocciava e dico, Runga ha vinto la medaglia, e io rosicavo un filino, insomma ho detto, boom. Lo slalom era 3 giorni dopo la discesa, e in quei 3 giorni tra la discesa e lo slalom ho fatto tanti di quei pali di slalom che io penso che Tomba forse non li ha fatti in un anno intero, no? Certo. Col mio allenatore, e insomma alla fine sono riuscito a fare queste 2 super manche. Però la prima manche, io dopo la combinata, con la somma dei punti fisi, ero quinto, e c'era una volta l'inversione dei 15, non dei 30 come fanno adesso. Io col mio tempo ero arrivato 18esimo, quindi i primi 15, sostanzialmente dopo i primi 15 la gara era finita. Sono arrivata giù, il 15esimo, io ero ancora in partenza, essendo quinto della somma di tempi in combinata. Erano già che facevano le premiazioni, le fotografie per i cosi. Io arrivo giù e sono fatto un tempone e sono arrivato secondo. E allora lì sono andato in panico tutto, lo speaker della gara, gli speaker delle televisioni. Ma come? No, non è possibile, Ghedina. Secondo, ma no, deve essere un errore. Sì, no, io guardavo il tempo, non capivo. Poi alla fine invece mi hanno segnato il secondo posto. Infatti vi assicuro che c'è anche il video YouTube, lo trovate alla telecronaca originale, che è bellissimo, perché non si è accorto nessuno, a parte lui, che reclamava la sua medaglia, giustamente vinta e meritata. Ti ringrazio di essere stato con noi, mi sembra la perfetta conclusione di una giornata divertente e coinvolgente. Grazie mille Christian.
Grazie mille a te, grazie mille a voi e insomma tornerò perché insomma ho promesso, insomma ogni promessa è Tutti debito. testimoni, tutti Sì. testimoni. Quindi noi nel salutarvi vi ricordiamo che la combinata alpina, lo diciamo alla nausea, ma è giusto così, andate a cercare le notizie ovviamente sull'app, sui social o sul sito di Cortina 2021. La combinata alpina prevista per domani è spostata a lunedì, domani non sono previste gare, però vi vogliamo lasciare con un ultimo racconto. Abbiamo raccontato per voi la storia della combinata alpina, un racconto evocativo che parte addirittura da Berlino 36, le Olimpiadi di Jesse Owens e Hitler, e arriva fino ad oggi. Quindi a voi la storia della combinata. Barack Obama o Vladimir Putin, Ronald Reagan o Deng Xiaoping, Papa Giovanni II o Winston Churchill. Potremmo continuare così a lungo, di coppia in coppia, di dualismo in dualismo, elencando tutti i volti noti che sono finiti lassù. La rivista Time, infatti, è un luogo di culto, uno di quei posti magici in cui non basta di certo avere un ottimo ufficio stampa per finire in copertina. Serve ben altro, bisogna essere un'icona. Un'icona del proprio tempo, una rivoluzione culturale, una divinità contemporanea. Un volto, semplificando, che non ha bisogno di presentazioni. Che sia nel bene oppure nel male, in perfetto stile bipartisan, l'importante è che se ne parli. Il 17 febbraio del 1936, però, sulla prima pagina della rivista più famosa del mondo, troneggiava il fisico statuario e muscoloso di una 34enne in bikini, che con un paio di sci ai piedi risaliva il versante di una montagna a Garmisch. Leni Riefenstahl era figlia di un grande imprenditore berlinese dell'inizio del secolo scorso, che, come tutti i padri, dal grande presente, sognava di costruire per lei un futuro dentro l'azienda di famiglia. Leni, però, aveva un'anima divisa a metà, le due parti di un intero, non comunicanti eppure necessarie l'una all'altra. Con il sostegno della madre, un sostegno, si sussurra, costoso quanto un divorzio, decise di abbracciare l'arte. E l'arte, nella visione del padre, era l'altra metà. Avviata alla danza, alla pittura e al teatro, si guadagnò tutto il dispiacere del patriarca, il quale, in un estremo tentativo di svergognarne pubblicamente le mancanze, la iscrisse alla più prestigiosa Accademia di Belle Arti di tutta Berlino. La giovane Leni non mollò, anzi, divenne prima una grande ballerina, poi una grande attrice, al punto da battagliare con Marlene Dietrich per qualche ruolo da protagonista. Ed infine diventò anche una grande regista. Così il suo occhio ed il suo talento diventarono materiale da copertina del Times, quando il CIO assegnò la storica doppietta olimpica moda estate-inverno alla Germania nazista. E Leni fu scelta come la regista ufficiale di entrambi i giochi. Le Olimpiadi estive, quelle del poker di Jesse Owens per intenderci, finirono immortalate in due lungometraggi dalla bellezza stupefacente. Olimpia, ancora oggi vertici inarrivabili del racconto sportivo. Pochi sanno invece che le Olimpiadi invernali ne furono un succulento antipasto, quasi una grande prova generale di cui Leni, ovviamente, fu l'epicentro creativo. Le cronache del tempo riportano che il presidente del CIO, il belga Bailly Latour, chiese gentilmente, per l'occasione, di rimuovere dalle porte d'ingresso dei locali i cartelli con scritto «Vietato l'ingresso ai cani e agli ebrei». L'edizione numero 4 dei Giochi Olimpici Invernali fu dunque assegnata alle cittadine bavaresi di Garmisch e Partenkirchen, e vi parteciparono il numero record per l'epoca di 28 nazioni e 646 atleti, tra i quali un misero 12% erano donne. Oltre all'opera cinematografica di Leni, che, scrisse Rolli Marchi, era sempre molto indaffarata a salire e scendere da trespoli, scale e dare ordini per le riprese, l'edizione passò alla storia anche per essere stata la prima in assoluto ad avere in programma lo sci alpino. Difficile da immaginare oggi un'Olimpiade senza una medaglia d'oro di discesa, di slalom o di gigante da assegnare. Eppure, fino al 1936, sotto l'ombra dei cinque cerchi, si combatteva per la loro a colpi di hockey,
di curling, di pattinaggio, di sci nordico e anche di uno sport chiamato pattuglia militare, che era una sorta di antenato del biathlon e il cui svolgimento richiamava, un po' sinistramente, la campagna di Russia di napoleonica memoria. Finalmente lo sci alpino, allora, fiore all'occhiello della giacca invernale, l'evento più atteso e quindi anche il più intrigante, pieno di grandi personaggi e pieno anche di storie da raccontare. C'era però da decidere quali gare inserire nel calendario olimpico. Ed infine, in mezzo all'indecisione, vinse l'idea di premiare i vincitori, maschi e femmine, di una gara e una gara soltanto. La combinata. Alla combinata toccò così il compito di iniziare il lungo e glorioso percorso dello sci alpino alle Olimpiadi, assegnando le prime 6 attesissime medaglie della storia. Però, come quasi sempre accade quando c'è di mezzo l'uomo, e ancor di più se si sta parlando di combinata, la platea si divise immediatamente. Guelfi e Ghibellini, gli uni contro gli altri, da un lato i tecnici e dall'altro i grandi romantici. Dal lato dei tecnici, che per la verità era affollato anche di giornalisti, di allenatori e di sciatori, si sosteneva che la discesa meritasse una storia tutta sua. La pista della discesa, che era piena di gobbe, faceva paura a tutti e il gruppo degli azzurri, per prepararsi, si era allenato a Madonna di Campiglio, sul Pancugol, anche lui piuttosto pieno di asperità. Far seguire un semplice slalom a cotanta impresa aveva il sapore di una camomilla presa alla fine del pasto. Dall'altro lato, invece, a difesa della combinata, si accomodarono tutti gli spettatori, gli appassionati di sport e tutti coloro che, ad una prestazione, tra le pieghe di una gara, preferiscono sempre la narrativa, il racconto e l'epica garibaldina. Si cominciò dunque, come tradizione vuole, con la discesa, e furono 2 norvegesi a prendere subito il largo per davvero. Birger Ruud tra i maschi e Laila Schrodt-Nielsen tra le donne. Quasi 5 minuti di discesa per Birger, che rifilò 4 secondi e mezzo di vantaggio al secondo. Lui, che nella stessa Olimpiade si cimentò anche con il fondo e che era pure campione del mondo di salto con gli sci. Il buon Ruud accarezzò a lungo il sogno di vincere una medaglia, che sarebbe stata irripetibile, ma 2 giorni dopo, nello slalom, saltò una porta. Gli affibbiarono ben 6 secondi di penalità e finì quarto, il primo ai piedi del podio. A vincere quella prima combinata fu un tedesco, anzi fu doppietta, e più del vincitore, Franz Pfnur, sarebbe stato il secondo classificato, Gustav Landschner, a meritarsi il titolo di eroe dei 2 mondi. Perfetto esemplare di combinatista. Gustav è stato uno sciatore, attore, regista e addirittura direttore della fotografia. Tra le donne, invece, la Nielsen, che anche lei, tennista professionista e pattinatrice provetta in quanto a talenti non scherzava, subì la clamorosissima rimonta di Christel Kranz nello slalom. La tedesca, arrivata solo sesta in discesa, rifilò alla seconda classificata, tedesca pure quella, il distacco record di 21,3 secondi. Vertice dell'imprevedibilità della combinata. 4 medaglie totali per i tedeschi e l'inizio di una discussione che ormai è lunga quasi 100 anni sulla formula della gara. Fin dal principio, quindi, la combinata è stata un concentrato di emozioni, una lotta tra ideologie, alla ricerca del campione che è più campione degli altri, quello capace di vincere anche gareggiando negli scarponi altrui. Colpi di scena, ribaltoni inattesi e pronostici stracciati hanno da sempre fatto da cornice alla gara più strana di tutte. La più innovativa, eppure anche la prima. Non stupisce allora che i nomi più rilevanti della storia della disciplina siano anche tra i più rilevanti e basta di tutta la storia dello sci. Talenti capaci di navigare a vista e di adattare il proprio modo di sciare a tutto quello che una montagna sa proporre. Gustav, non quello del 36, ma il nostro Gustav, il cognome non serve. E poi Marc Girardelli, Zurbriggen, Janica Kostelitz, fino a Shekil André Omod, lo sciatore più medagliato della storia olimpica.
padrone indiscusso della disciplina fino al 2007, anno in cui si ritirò da atleta norvegese dell'anno in carica e anno in cui, beffardamente, inserirono anche la Coppa del Mondo di combinata. Una sfera di cristallo che talvolta ha parlato anche italiano. Per informazioni citofonare a Petar Fil e alla Brignone, che ormai da un po', in campo maschile, viene recapitata direttamente a casa del francese Alexis Pinturault, uno che è stato capace di elevare il suo eclettismo a elemento fondante della propria carriera. Dopo gli inizi, che furono da copertina, e prima delle coppe di cui abbiamo appena parlato, proprio nel mezzo, spesso la combinata è stato l'ago della bilancia di stagioni intere. Quasi un'assassina silenziosa, di certo imprevedibile, raramente entrava nelle previsioni e nelle tabelle di marcia che gli atleti si facevano a inizio stagione, salvo poi scoprire che faceva la differenza quando si tiravano le somme. Come quando nel 1992, in un derby delle Alpi, lo svizzero Poli Accola vinse la classifica generale sul nostro Alberto Tomba, con 300 punti di distacco, frutto proprio del percorso netto, 3 vittorie su 3, che fece nelle combinate stagionali. La vera bellezza della combinata, però, è la sua capacità di stupire e di diventare, a volte, il momento indimenticabile in mezzo ad una serie di momenti indimenticabili. Il perfetto set per ogni Cinderella story. Come quella di Josef Polig, altoatesino, che si narra avesse guadagnato nel circuito il soprannome di Joe Speck per via di un redditizio commercio sottobanco del famosissimo salume italiano. Joe era un polivalente di poco successo, qualche piazzamento e nulla più. Nel 1991 finì tra i migliori 30 in ben 4 discipline su 5. Un po' di tutto, insomma, ma senza esagerare. Alle seguenti Olimpiadi di Albertville 92, però, arrivò il suo momento di gloria, tanto inatteso quanto spettacolare. Al cancelletto della combinata, che valeva un oro olimpico, c'erano tutte le grandi firme dell'epoca, da Accola a Günther Mader. Con 2 prove superbe in discesa, la valanga azzurra piazzò Gianfranco Martin al secondo posto e il buon Joe Speck al sesto. E andava anche bene così. Poi, però, nel corso delle 2 manche di slalom, su una pista sempre più rovinata, caddero, inforcarono o sbagliarono la gara tutti, ma proprio tutti quelli che ambivano a vincerla. E sul podio, alla fine, rimasero i 2 azzurri. Polig primo e Martin secondo, travolti dai flash e con dei sorrisi increduli. Joe Speck non salì mai più sul podio, non alle Olimpiadi, non ai Mondiali e neppure solo in Coppa del Mondo. Una giornata indimenticabile. In quella combinata olimpica del 92, sesto finì il giovane Christian Gedina, che solo un anno prima, al Mondiale austriaco di Saalbach, era stato anche lui protagonista di uno dei ribaltoni classici che solo la combinata sa offrire. Era l'esordio assoluto per lui in una competizione iridata. In Super G, con il pettorale numero 4 e la tuta di un modaiolo color rosa acceso, chiuse al 9° posto. Non lontano dai primi, ma neppure in prima fila per provare a raccogliere una medaglia. Lui, specialista delle discipline veloci, se non di quelle velocissime. Nello slalom, come da previsione, furono i grandi interpreti dell'epoca a piazzarsi davanti. Ma per Christian la prima manche si chiuse con il 18° posto, obbligandolo così a guardare da spettatore non pagante l'inversione dei migliori 15 prima di poter completare la sua gara. La classifica temporanea, con Stefan Eberharter primo, Günther Mader secondo e Poli Accola terzo, sembrava quindi essere ormai cristallizzata e all'arrivo iniziarono i canti trionfali e l'assemblaggio del podio. Nel frattempo però, su in alto, al cancelletto di partenza, il buon Christian Gedina, che vestiva in questa manche un più tradizionale divisa verde acqua, era pronto a scendere la sua prima combinata mondiale. Diciamo tra l'indifferenza generale e il sonnecchiamento dei telecronisti, che parlando nei microfoni della compianta Tele Monte Carlo si augurarono che il nostro non prendesse rischi inutili, visto che ormai da 18° era fuori dai giochi. Ma Christian, in tutto il corso della sua carriera, dei buoni consigli non se n'è mai fatto nulla.
Fuori dal cancelletto, naso all'ingiù, partì a cannone. Si prese una vagonata di rischi e mise a segno la sua miglior mancia di sempre in slalom. Secondo. Argento per l'uomo da Cortina. L'incredulità fu tale che nessuno o quasi se ne accorse, neppure i telecronisti stessi, che finché non finirono i conteggi e la grafica non scrisse il numero 2 vicino al nome, non sapevano neppure che cosa dire. La combinata era e resta un mondo a sé, romantico e antico, nel quale c'è ancora spazio per il racconto e per l'impresa che spacca completamente un pronostico. Lo sport contemporaneo vive di specializzazioni, di ricerca, della costante sfida al tecnicismo, al dettaglio. Nulla viene più lasciato al caso. Ancor meno viene affidato alla sorte e la tecnologia a volte appiattisce quello che resta. Eppure, la prima volta in assoluto che lo sci si affacciò sui 5 cerchi, lo fece proprio con quel misto di adrenalina e poesia che è la combinata alpina. E per un mondiale, come quello di Åre, che si chiude con le medaglie d'oro al collo dei favoriti della vigilia, ce ne sono tanti altri che hanno raccontato storie inattese e irripetibili. Chissà che cosa ci riserverà il prossimo, tra le nevi di Cortina. Perché per vincere una combinata serve di tutto un po', come le gelatine e tutti i gusti più uno di Harry Potter. Occorre un talento curioso, sempre nuovo e avventuroso, proprio come quello di Leni Riefenstahl, la prima a raccontare un'Olimpiade sugli sci. Leni fu una donna piena di dualismi interiori, certo, ma anche una meraviglia, che si sposò 4 volte, di cui l'ultima a 100 anni suonati, e che nel giorno del suo 72esimo compleanno mentì sulla sua età, pur di farsi dare il brevetto da sub che le serviva per la sua prossima incredibile impresa. Un carattere di ferro che servirà a tutti gli sciatori domani per imporsi nella combinata alpina maschile.